svolta stamani al cimitero di Bonamorone la cerimonia della commemorazione dei defunti alla presenza dell'arcivescovo Don Damiano, una santa messa in collaborazione con il clero locale, del coro della cattedrale che hanno intrattenuto i presenti, tra questi le autorità locali, il prefetto, il comandante delle forze dell'ordine, il sindaco. Una festa a detta di Don Damiano che riprende dal vivo dopo la pausa del Covid e che rappresenta per i cristiani tutti il significato di pregare per le anime di quelli che ci hanno preceduti nel segno della fede e si sono addormentati nella speranza della resurrezione e che hanno conosciuto la fede in Dio. Che significato assume oggi la commemorazione dei defunti? Assume il significato che porta con sé da tempo immemorabile. Commemorare i defunti significa guardare alle nostre radici e ripensare a quegli amici e fratelli che ci hanno accompagnato in un tratto di strada e che sono giunti alla pienezza della vita. Significa ricordare coloro che ci hanno dato la vita in un continuum di vita che non finisce con la morte, ma anzi nella morte trova l'ingresso alla vita piena, dove non ci sarà più né lacrime, né dolore, né malattie, ma veramente la luce del Signore risorto illuminerà tutti. Stamane ci accoglie una giornata di sole, quasi che questo sole voglia ricordarci quella luce in cui vivono i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri affetti defunti. Dopo il Covid si ritorna, insomma, anche se ancora non c'è da stare molto allegri, quindi un significato particolare anche per noi cristiani. Il Covid ha certamente segnato tanti cambiamenti nella vita di tutti, più o meno in ogni parte del pianeta. Il credente è di suo in cammino. Tutti noi siamo un popolo pellegrino che inizia questo cammino dal fonte battesimale, lo compirà nell'ingresso della Gerusalemme nuova. Il Covid ci ha fatto cambiare passo, ma non ci ha fatto fermare. Che dire ai nostri fedeli, un suo messaggio magari breve? Il Signore è veramente risorto. Oggi è commemorazione dei nostri defunti e è importante essere qua in presenza tutti, si è potuta celebrare la messa. È un segno importante, un segno post-pandemico e finalmente possiamo in pubblico continuare le attività celebrative che si facevano prima. Siamo stati 1 anno e mezzo fermi, è un segnale forte. Vorrei ricordare però i 22 decessi per Covid che ci sono stati qui ad Agrigento. Vorrei ricordare che il primo è stato un mio caro amico, Pippo Baldacchino, che ricordo con immenso affetto perché è amico e perché anche da medico ho seguito anche la sua triste vicenda. Oggi avete fatto un bel gesto per la comunità. Sì. Sì. No, ma, io sono arrivato qui, avevamo i posti di noi riservati, io e le altre autorità civili e militari, però con la platea piena di gente anziana che assisteva alla celebrazione non me la sono sentita proprio di approfittare di questo privilegio e quindi abbiamo tutti ceduto il nostro posto a chi veramente ne aveva di bisogno. Assistere alla celebrazione in piedi non è costato nulla, ci mancherebbe altro. Il sindaco interviene anche sulle problematiche cimiteriali. Ci sto lavorando da circa 1 anno, avete però ben appreso che soltanto oggi finalmente avrò 2 dirigenti in più proprio all'ufficio tecnico che sono quelli che mi daranno anche una mano d'aiuto e saranno il volano proprio per queste attività, tra cui anche i nostri cimiteri. Ripeto, io aspetto che i miei dirigenti si insediano così possiamo finalmente riprendere le normali attività amministrative. Naturalmente la manutenzione si farà, sarà fatta, si dovrà fare. Sindaco, c'è chi si è lamentato anche per il mancato ingresso a Piano Gatta dei portatori di handicap. Ma non è vero niente perché nei giorni 31, 1 e 2 ho aperto il cimitero a chi aveva realmente bisogno, oltre ai portatori di handicap e a chi aveva proprio una sensibile riduzione alla deambulazione. È stato un successo, sono state pochissime le richieste, non si è creato nessun disagio, sono stati anche assistiti all'ingresso e all'uscita, è andato tutto bene, quindi, e penso che questo per me è una pietra miliare perché non mi fermo qui. E peraltro voglio precisare che fino a pochi mesi fa il cimitero di Piano Gatta era privato
e quindi il privato può decidere e applicare le proprie regole. Adesso che, ripeto, da pochi mesi l'abbiamo preso noi come amministrazione comunale, le regole sono ben diverse, bisogna rispettare le leggi, ma comunque vedremo di trovare poi una soluzione. Per la struttura di Bonamorone invece? Anche su questo ci sto lavorando e vedremo anche di fare una grande opera di manutenzione. Anche la tua presenza qui oggi in un momento importante per la comunità cristiana e non solo, la commemorazione dei defunti. È un momento importante nel quale ricordiamo i nostri cari e ricordarlo nella nostra città ha un valore, per chi è di questa terra, ha un valore particolare.